Futuro ABB di Marostica, l'assessora regionale Elena Donazzan ha convocato un tavolo tecnico per monitorare l'avvio della nuova azione mirata alla reindustrializzazione dell'azienda, un obiettivo che verrà portato attraverso uno stretto raccordo tra azienda stessa, advisor incaricato e le organizzazioni sindacali. L'obiettivo è la reindustrializzazione del sito di ABB, affinché possa esserci una nuova realtà imprenditoriale. Nello specifico abbiamo chiesto a ABB di continuare ad avere un legame con il nostro territorio, anche se ci fosse un nuovo imprenditore all'interno, e comunque la difesa dei nostri lavoratori all'interno di un futuro stabilimento che riguardi il perimetro di ABB o all'esterno. Questo è il compito che abbiamo affidato ad un advisor, una richiesta anche da parte dei lavoratori di mantenere il tavolo regionale di monitoraggio proprio per seguire tutte le fasi. A proposito, le parti coinvolte nella trattativa hanno valutato l'opportunità di mantenere aperto il tavolo regionale di monitoraggio delle varie azioni che verranno intraprese, fissando così nuovi incontri nelle giornate del 1° e del 16 aprile prossimi.